Nel 2025, anno del Giubileo, sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria non solo a Roma ma anche a Monselice, seguendo il pellegrinaggio delle 7 chiese, equivalente al percorso delle 7 basiliche romane. Questo privilegio, sancito da una bolla papale del 1605 su richiesta del nobile veneziano Duodo, è legato alla chiesa di San Giorgio e alle 6 cappelle votive costruite lungo il percorso, accessibile tramite la monumentale porta romana. Abbiamo chiesto a Monsignor Marzellan Paolo, arciprete della parrocchia del Duomo di Monselice, il significato di questo evento. Ecco, un momento importante per la città, tra l'altro per una cosa quasi anche unica nel mondo, mi diceva la sindaca. Che pare di sì. Essere equiparati a Roma è un impegno. Abbiamo un santuario che ha già la sua unicità nel fatto che è un santuario all'aperto, che prevede un percorso, anche una passeggiata molto gradevole in mezzo alla natura, un paesaggio bellissimo. E poi questo paragone con le basiliche di Roma, con il percorso delle 7 chiese di Roma. Ecco, 2 domande. La prima, cosa bisogna fare per avere l'indulgenza plenaria, che è appunto una prerogativa di questo cammino? Beh, niente di particolare, perché non lo decidiamo noi, lo decide il Papa, quindi basta attenersi alla bolla di indizione del Giubileo e quindi si otterrà la grazia giubilare con le pratiche che sono previste, la confessione, l'Eucaristia, la preghiera secondo l'intenzione del Papa e le azioni, giubilari, tra cui in modo particolare il pellegrinaggio, possibilmente a piedi. Quanto è sentito nella sua città in particolare, visto che oggi parliamo di Monselice, ma secondo lei anche a livello mondiale questo evento del Giubileo? Bella domanda, speriamo sia sentito e sia sentito anche di più. Ecco, mi sembra la partenza un po' in sordina, però questo non vuol dire che poi nel corso dell'anno il Giubileo non sia apprezzato e che sia cercato anche dalle persone. Qui a Monselice io ho notato un certo interesse, da parte dell'amministrazione comunale, delle associazioni culturali e anche religiose, quindi ho buone speranze, dato che il tema è quello della speranza. Ecco, il Papa in questo Giubileo ha fatto molte aperture che hanno creato un po' di rumors e di malumori anche all'interno. È una chiesa che si sta ristrutturando. Io ho capito che ogni Giubileo è diverso dagli altri. La ciclicità dei 25 anni non vuol dire ripetitività. Ogni Papa apporta qualche contributo nuovo alla antichissima pratica giubilare. Quindi ben vengano queste aperture, ben vengano queste novità e cercheremo di apprezzarle e di viverle al meglio.